Finco, dalla regione arriva finalmente una buona notizia per Bassano. La Commissione Ambiente, che doveva decidere la riorganizzazione di ARPAV, è riuscita a salvare la sede di Bassano. Sì, è una battaglia lunga 2 anni, dove mi sono speso personalmente per difendere la sede di Bassano, perché è una sede che rappresenta un punto fondamentale per tutto il territorio, perché nel territorio bassanese abbiamo delle zone delicate come la PM galvanica di Tezze sul Brenta, ma soprattutto la sede di Bassano serve come monitoraggio per tutta la zona della Pedemontana, ma anche per la zona dell'Altopiano di Asiago. Quindi era un errore gravissimo perdere un punto così importante per la difesa dell'ambiente e anche della salute dei cittadini. È stata una battaglia dura che comunque alla fine ha portato, insomma, al successo. Sì, una battaglia dura dove ho spiegato le motivazioni vere per cui bisognava salvare questa sede. Alla fine sia i colleghi commissari ma anche la dirigenza di ARPA aveva capito dell'importanza della sede di Bassano e alla fine ieri il buon esito con il salvataggio della nostra sede. Adesso poi per Bassano si aprono però altre partite di altri salvataggi, a partire dal Tribunale, la caserma dei Carabinieri, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Beh, certamente questo sta a dimostrare che lo Stato taglia, la Regione invece tutela e continua a mantenere degli enti che servono e che funzionano al nostro territorio. Mi auguro che anche chi ci governa a livello centrale si metta una mano sulla coscienza, perché non possiamo perdere strutture fondamentali come il Tribunale e i Carabinieri.